Iniziative in tutta la regione per dare da mangiare a chi ha bisogno, organizzate da associazioni ma anche da semplici cittadini. Accogliere i profughi in proporzione agli abitanti dei comuni, un criterio applicato dalla Prefettura di Venezia per ridurre tensioni e difficoltà. Alta pressione, siccità, inquinamento alle stelle, difficile dire quanto durerà ancora l'anticiclone che tiene lontana la pioggia. Pranzi e cene delle feste, questo è un periodo di eccessi, se volete rimettervi in forma però fate sport ed evitate il digiuno. Sui Monti Lessini nel Veronese un presepe vivente mescola personaggi sacri a mestieri del posto, a Venezia invece le figure viaggiano a bordo delle gondole. TGR Veneto, edizione delle 19:35, buonasera e i migliori auguri di buon Natale dalla redazione e dalla produzione della sede RAI di Venezia. E a proposito di presepi, per il quarto anno a Venezia è arrivato via acqua, sagome in legno posizionate su imbarcazioni tipiche e soprattutto per volontà di Dania Lupi, la promotrice, il trasporto di rose nei vari luoghi della città. Quest'anno è stata la volta del giardino storico delle Suore Domenicane a Canareggio. La controcopertina è montata da Mercedes Rizzo. Questa sera non c'è la terza edizione. Appuntamento a domani. Dalla redazione, dalla produzione della RAI per il Veneto, ancora l'augurio di un sereno Natale.